Ciao, sono Chiara. Oggi vi racconterò una storia. Il libro in questione si intitola Innamorarsi di April. Come potete ben capire dal titolo, l'amore è uno degli argomenti principali che va a formare questo romanzo, ma non è l'unico tema che Burgess va ad affrontare. Egli accenna alla differenza tra classi sociali, il ruolo della donna e la violenza che ella subisce. Benché l'amore sia un qualcosa di meraviglioso, sotto ad esso vengono racchiusi molti problemi e chi più ne risente sono i giovani. È difficile per me riuscire a ritrovarmi in un personaggio, in quanto ognuno ha un carattere diverso dagli altri, compreso il mio. Una cosa che proprio non accomuna me con April è il vivere in modo spensierato. Mi piace affibbiare un vestito rosa al romanzo perché rispecchia la purezza e l'anima di April. La prima immagine che mi torna in mente, se penso alla storia, sono i cigni tranquilli nel lago ed April che cerca di acchiapparli. L'ingrediente segreto di questo libro? Semplice, il mondo visto da chi non sente.